E siamo così al secondo avvenimento della serata, andiamo a leggere il campo dei partenti, una corsa sul doppio chilometro con numero 1 Good Day di Poggio, Carmine Piscoglio, con numero 2 Jimmy Xin, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, numero 3 Guinness World con Giampaolo Minucci, 4 Guess Kampf, Salvatore Cintura Junior, 5 Giulia Spritz, Ferdinando Minopoli, con numero 6 Glory and Gold Ari, Manuele Mattellini a chiudere la prima fila. Per la seconda invece troviamo col 7 Giorgia Bourbon, Alberto Garruto, 8 Greg Di Girifalco, Edoardo Baccalini, 9 Good as Gold Oro, Edoardo Baldi, 10 Guinness Matli. Il cavallo è appoggiato il numero 3 di Guinness World, la macchina ha completato il percorso della curva e lancia i cavalli. Partenza avvenuta e il più veloce è il numero 6 Glory and Gold Ario, perlomeno quello che ci prova in maniera forse più determinata e probabilmente riuscirà ad ottenere la leadership della corsa davanti a Guinness World, quindi ottimo avvio di Glory and Gold Ario. Numero 9 Good Se ne è as squalificato il Gold numero 9 Oro, Good as Gold Oro e davanti appunto abbiamo il numero 6 di Manuele Mattaini che adesso attende il numero 3 di Guinness World che gli viene a destra e probabilmente avrà possibilità di sfilare in prima posizione quando passiamo davanti alle tribune, così sembra proprio succedere. Quindi Giampaolo Minucci prende la prima posizione con Guinness World, seconda posizione per Gloria Goldari, poi il numero 4 di Guess Kampf. Viene squalificato anche Jimmy Xin, che è un altro cavallo molto atteso, e siamo ora alla curva, la seconda curva della corsa, e pian pianino Guinness World incomincia già a prendere qualche lunghezza di vantaggio senza chiedere nulla alla velocità. Infatti parliamo di parziali veramente molto blandi, stiamo parlando di un 57 come parziale, ma adesso pian pianino Guinness World incomincia a prendere davvero un po' di vantaggio, incomincia anche a sveltire l'andatura. Dietro di lui non succede nulla di particolare perché il gruppo si sta solamente compattando. 16-1 per il passaggio ovviamente dalle scuderie, e adesso andiamo alla terza piegata con le posizioni che rimangono immutate, soprattutto quelle davanti, mentre dietro qualcosa incomincia a muoversi, soprattutto si forma una colonna esterna che pian pianino si avvicinerà al leader. Abbiamo ancora un 16-5 di parziale, quindi si va veramente piuttosto piano in questa seconda corsa, in questa seconda prova del Tommaso Grassi Driver Award, quindi 3-6, poi abbiamo Giulia Spritz a destra che traina alla sua schiena Greg Di Girifalco e si passa in 1.38,3 1200 metri, quindi andiamo alla penultima curva con sempre Guinness World davanti a tutti, dietro di lui c'è sempre Glory and Gold Ari, poi vediamo anche gli altri cavalli che provano ad accelerare, ripeto, 15-1 è il parziale della curva e ora ovviamente si deve accelerare inevitabilmente, fuoco alle polveri perché ci avviciniamo, siamo a 500 metri dal paro e sempre Giampaolo Minucci che guida, incomincia a crearsi un break tra i primi tre e quelli che seguono. 14-1 e comincia ad andare davvero forte. Giulia Spritz tiene a destra, all'interno Gloria and Gold Ari, e si continua così fino a che non si chiude anche l'ultima curva con un parziale di 14-6. Si entra in retta d'arrivo, il favorito davanti a tutti, Giampaolo Minucci lo sostiene per portarlo fino al palo, ci prova ancora il numero 5 di Giulia Spritz, ma ormai il tempo è passato e vince con il numero 3 Guinness World davanti al numero 5 di Giulia Spritz. 1.18,3 per questo doppio chilometro, 2.41,2 il tempo complessivo della prova, 2.29,2 negli ultimi 400 metri rispettivi, quindi è decisamente cambiata la musica nel finale di corsa quando Giampaolo Minucci ha dato ovviamente il via a quello che era lo strappo finale. Quindi primo il numero 3 di Guinness World, secondo il numero 5 di Giulia Spritz, poi abbiamo il numero 6 di Gloria and Gold Ari e poi per le posizioni di rincalzo direi al quarto posto forse il numero 1, il numero all'interno è probabilmente il numero 4 e lì qui ci sarà bisogno della foto.